questo che mi è stato proposto dal signor Giobin, che mi ha entusiasmato moltissimo e ci tengo e spero che sia un grande successo, perché ci tengo. Abito qua a Molini, la contrada un tempo più grande e più numerosa come numero di abitanti e forse anche come numero di case di tutto l'intero comune di Laghi. Adesso una quindicina di persone attualmente residenti. Qua c'è alcune particolarità, per esempio una campanella che la veniva suonata dai primi del Novecento fino a poco tempo fa, quando l'ultima abitante della casa dove era situata la campanella si veniva a mancare, insomma, ai tempi del Covid, ecco. A tutt'oggi la viene suonata di tanto in tanto da qualche volontario. Qual era la funzione della campanella? Era l'Ave Maria la sera, puntualmente tutte le sere immancabile veniva suonata all'imbrunire, e quando succedeva un evento, un incendio, anche una canna fumaria o che qualcosa di grave, le veniva suonata altrettanto per richiamare la popolazione e per avere così un aiuto, insomma un soccorso, ecco, un po' da tutti. Storia della Grande Guerra, qua che sta il fronte qua vicino, e siamo stati diciamo, per un anno e mezzo circa, tipo un'amicizia con gli austro-ungarici, perché si conosceva. E poi qua, quando è stato il momento di sforare la gente, perché siamo andati via, quindi ero qua a comunque, e sono andato a Montegalda, e lì la storia viene fuori che con i fuochi incrociati ha bombardato tutto il paese, come tutta la zona comunque, e ha distrutto tutto quanto. Cioè, quando è finita la guerra viene su e c'è la distruzione totale del paese, la chiesa, il campanile, insomma, ecco, è stata un po'. E la chiesa è stata fatta grande così perché la previsione era di fare un paese grande, perché vedeva la vallata di Tovo, la vallata Castana, Fusine, e veniva a lavorare qua per fare una chiesa grande, che poi ha servito a poco perché sono nate le altre chiese e insomma è rimasto nella storia così. Come ti metti tutti dentro il baldastico, ti hai fatto qualcosa delle anguane, cosa che tu hai fatto.
qua che c'è anche qua la vallata della Scarabossa che insieme a vedere Anguani. Ah sì, una volta Però che c'è il panello di Anguani, ma una volta da che paura dopo. Sono Loredana, della trattoria della Santa Laghi. Vorrei raccontarvi un po' di storia della nostra trattoria, antichissima, perché siamo qua dal 1946, appunto, che incominciamo in nonna Santa con osteria con locanda. Quegli anni mia nonna dava vitto e alloggio alle maestre che venivano a Laghi venivano da ottobre comunque a luglio, e non essendo mezzi di trasporto ovviamente dormivano qua. E un po' alla volta è nata la storia dei gnocchi, perché mia nonna ogni tanto che faceva i gnocchi, dopo che incominciava a venire la maestra de Posina, le maestre di Arsiaro, e si diventa un po' che tutti quanti non c'era più di tanto da fare, però andiamo ai laghi a mangiare i gnocchi, e siamo contenti che sia questa tradizione che noi altri diremmo eredi cerchiamo di portare avanti il più possibile. Al momento diremmo già da tanti anni siamo mia mamma, mia sorella e mia cognata, la moglie di mio fratello, e abbiamo fatto una bellissima squadra, perché il passato è sempre un punto di riferimento. Abbiamo capito che i nostri inegali sa tanto, e quel tanto che inegali sa siamo fare in modo, fare il possibile, appunto perché venga a tramandare e oltre alla soddisfazione personale che portiamo avanti un ricordo nel tempo della nostra splendida famiglia, insomma, ecco. Come amministrazione comunale di Laghi siamo orgogliosi di aver realizzato questo libro con i ritratti di tutti i nostri abitanti. Adesso, oltre ad essere il comune più piccolo del Veneto, siamo anche l'unico ad avere un libro con tutte le foto dei cittadini, ed è per questo che diciamo grazie al nostro amico fotografo Ernesto Giovini. Yes, Jah. Rastafari, give thanks. Yeah, Mama Earth, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I'm on tricks off, flip on the planet, 'cause Rasta not deal with pollution and bandits. I say I'm on tricks off, flip on the planet. I grow higher, corn strong and healthy for the banquet. I'm on tracks off, flip on the planet. Protection and love to everyone upon it. I say I'm on tracks off, flip on the planet. When the youths them are ox and we change the climate. I say I'm on tracks off, flip on the planet. Rasta no deal with pollution and bandits. I say I'm on tracks off, flip on the planet. I grow higher, on strong and healthy for the banquet. I say I'm on tricks off, flip on the planet. Protection and love to everyone upon it. I say I'm on tricks off, flip on the planet. When the youths them are ox and we do the damage. Oh no, yeah, I say oh no. We till the soil and we plant the corn. Yeah, 'cause Mama Earth is our only home. Let's come together and be as one. Mama Earth's daughters
fathers and sons. Let's move away from separation, yeah. Well, teach the young ones a unification, yeah. The only way forward is oneness vibration, yeah. The only way forward.